questo ci parlerà questa sera, vedete dal titolo Nuove edificazioni di caretta a caretta in Liguria, segnali del cambiamento del Mediterraneo. Ora voi sapete che negli ultimi tempi le edificazioni si sono moltiplicate, un tempo erano molto rare sulle nostre coste perché queste caretta a caretta tendevano a nidificare, diciamo, a temperature più nel sud del Mediterraneo, diciamo così. Quindi oltre sicuramente un bel evento, questo è un evento molto interessante di queste nuove edificazioni, ma è anche un indice che qualcosa sta cambiando nel clima, sta cambiando nella temperatura del nostro mare. E adesso lascio la parola alla dottoressa Castellano che ci racconterà tutto sulle caretta a caretta. Grazie a tutti, grazie per essere venuti, grazie per avermi invitata a questa conferenza, a questo ciclo di conferenze che io in realtà conoscevo poco, però da quando mi avete invitato sono entrata, quindi vedo tutte le cose che ci sono, effettivamente è un lavoro molto interessante, grazie. E, come diceva, io sono Laura Castellano e lavoro in acquario, mi occupo di gestione di animali in ambiente controllato da ormai 32 anni, quindi proprio quando sono uscita dall'università, ho finito l'università, sono entrata a lavorare lì e lì sono rimasta. Da diversi anni mi occupo anche di tutta la gestione di quelle che sono le tartarughe marine, sia per quanto riguarda il centro di recupero, noi lavoriamo come centro di recupero dal 93, quindi proprio dall'inizio, sia per questo nuovo evento che abbiamo avuto dal 2021 dell'inizio delle nidificazioni delle tartarughe in Liguria. E due parole sulle tartarughe, mi metto io che se non vedo niente. Allora, quante sono le tartarughe nel mondo? Le tartarughe marine sono praticamente 7 specie e nel Mediterraneo qui potete vedere quante sono e più o meno le loro dimensioni, vanno dalle più piccole che sono la hawksbill alla più grande che è la leatherback o tartaruga liuto, che è una tartaruga molto particolare perché invece di avere un carapace diciamo corneo ha un carapace invece di pelle, proprio difatti è chiamata leatherback, è completamente diversa e può arrivare a pesare 2 tonnellate, quindi insomma è un animale effettivamente molto importante. Nel Mediterraneo noi abbiamo 3 specie di tartarughe, la Dermocheris coriacea, che appunto è la tartaruga liuto, non si riproduce nel Mediterraneo ma vive, può passare nel Mediterraneo, arriva fino a 1 tonnellata, ho esagerato con 2 tonnellate, però si può immergere anche molto profonda e questa tartaruga, come le altre nel mondo, è considerata dalla IUCN come vulnerabile, ovvero quindi a rischio, con un alto rischio di estinzione. Poi abbiamo la Chelonia midas. La Chelonia midas è la cosiddetta tartaruga verde. La tartaruga verde vive prevalentemente nel bacino meridionale, anche se l'abbiamo vista anche nel bacino settentrionale qua da noi. Nidifica solo nella parte più meridionale e è considerata near threatened nel mondo. Poi per ultima parliamo di caretta caretta. Caretta caretta è la tartaruga che invece è più comune che abbiamo nel Mediterraneo, quella con cui noi lavoriamo, perché noi abbiamo visto in passato ci sono stati degli avvistamenti di tartarughe liuto, ma non sono mai arrivate da noi in acquario per essere curate, e io dico anche per fortuna, perché sono talmente grandi, grosse e pesanti che insomma gestirle sarebbe veramente molto complicato. Tartarughe verdi ne abbiamo recuperate in altro modo, vale a dire che un paio sono state abbandonate, sono arrivate da noi perché sono state proprio abbandonate davanti all'acquario, perché negli anni 90, insomma negli anni 80-90 le persone avevano un'altra sensibilità, quindi magari uno andava alle Maldive, vedeva una tartarughina, se la metteva in tasca e se la portava a casa. Oggi questa cosa non è più possibile, per fortuna, ma allora succedeva. Poi queste tartarughe crescevano e non sapevano più dove metterle,
trasmetterle, e noi abbiamo 2 tartarughe a Livorno che sono ormai enormi, che hanno più di 30 anni e che sono ospitate da noi, che hanno una storia di questo tipo. E invece caretta nel Mediterraneo è veramente molto diffusa. Difatti mentre nel mondo è considerata vulnerable, ovvero insomma a rischio, nel Mediterraneo è stata, diciamo, abbassato questo indice a un bassa preoccupazione. Vabbè, 2 parole proprio sui rettili: sono animali a sangue freddo, sono molto longevi, raggiungono una maturità sessuale molto, molto tardi, cioè intorno dopo 20 anni di vita, quindi insomma ci mettono parecchio. Quindi un animale perché arrivi a riprodursi ha bisogno di sopravvivere almeno 20 anni, quindi se noi facciamo fuori gli animali prima si ferma tutto. Mangiano molluschi, gasteropodi, crostacei, piccoli pesci, e a seconda del loro periodo di vita mangiano cose più pelagico, più bentonico, ovvero più nella colonna d'acqua o più ancorate sul fondo. Come dicevo prima, compiono delle migrazioni che sono legate in genere a aree dove vanno ad alimentarsi e ad aree invece dove vanno poi a riprodursi, per non parlare poi del fatto di dove vanno a deporre le uova. Trasportano organismi, nel senso che sul loro carapace possono crescere degli organismi che approfittano del fatto che la tartaruga se ne va in giro e nuota per il mare, e loro vengono trasportati e si nutrono delle cose che possono acchiappare nell'acqua grazie al fatto di essere trasportati dalle tartarughe. Qui c'è per esempio questa foto qua che vedete con questa bocca blu, l'ho messa perché sono tartarughe che abbiamo studiato con i ricercatori, i colleghi francesi, in un momento in cui c'erano tantissime velelle. Le velelle sono quelle specie di meduse, non sono meduse perché sono colonie di idrozoi, però che noi tutti pensano che galleggiano sulla superficie dell'acqua e vengono trasportate dal vento e sono blu, e quando si spiaggiano, ci sono questi spiaggiamenti imponenti e hanno anche una gran bella puzza quando muoiono, e le tartarughe ne mangiano un sacco, e in quel periodo c'erano tante velelle e questa tartaruga era tutta blu, dalla bocca fino alla cloaca, aveva tutto questo blu e mi aveva colpito perché non l'avevo mai vista tutta piena di velelle. L'acquario si occupa di tartarughe marine da 32 anni. La nostra mission è avvicinare alla natura e promuovere la protezione degli ambienti acquatici attraverso educazione, conservazione e ricerca. Questo è uno dei progetti di conservazione di cui noi ci occupiamo, non è il solo, ma è uno dei progetti di cui ci occupiamo. Adesso qui c'è tutta la storia, non vi tedio, ma cosa succede quando si vede una tartaruga in difficoltà? Se una persona vede una tartaruga in difficoltà deve chiamare il 1530. Chi è il 1530? Il 1530 è la Guardia Costiera. In realtà adesso tra un po' questo numero cambierà e diventerà tutto il 112, grazie. Però per il momento è ancora attivo il 1530 e si chiama il 1530, che è la Guardia Costiera. La Guardia Costiera è in contatto con noi, ci chiama e aspetta che qua c'è un videino, se ce la faccio, ecco. Questa è una tartaruga effettivamente che era in difficoltà. La Guardia Costiera ci chiama, noi attraverso tutta una serie di domande che facciamo alle persone che hanno avvistato l'animale capiamo se l'animale deve essere recuperato oppure invece sta semplicemente dormendo in superficie, perché può succedere, no? È successo che c'erano animali che tranquillamente, soprattutto in primavera, si stavano riscaldando al sole in superficie e tutti quanti volevano che noi intervenissimo per andarli a soccorrere, ma non ne avevano bisogno. Quindi poi può succedere invece che per esempio che l'animale sia morto. Allora se l'animale è morto non entriamo in gioco noi, ma entra in gioco l'istituto zooprofilattico, quindi chiamiamo loro e loro si occupano di andare a recuperare la carcassa, che poi analizzano, e tutti questi dati poi loro li raccolgono per fare un'analisi proprio della popolazione delle tartarughe. Se invece l'animale è vivo e ha bisogno di essere curato, viene da noi, viene portato in genere dalla Guardia Costiera o dai Carabinieri Civili
CITES o da chi ha il permesso per farlo. Perché dico questo? Perché nessuno è autorizzato a prendere una tartaruga e caricarla su una barca o su una macchina, questo è assolutamente vietato. Grazie a questo divieto le tartarughe stanno bene, poi ne parleremo. Per cui chi vede queste tartarughe ci può chiamare, fare dei video, fare delle foto, osservarli, però non deve catturare l'animale, a meno che non gli venga detto ok, non c'è nessuno che possa venire a recuperare questo animale, gli spieghiamo come fare, carica questo animale, portalo dove ti diciamo noi, e poi di lì ci sono persone che sono autorizzate, alcune associazioni come i Delfini del Ponente, loro sono autorizzati a trasportare le tartarughe e ce le possono portare. Che cosa succede quando noi troviamo una tartaruga che non sta bene? Allora viene portata da noi la accogliamo, c'è tutta una manipolazione di un certo tipo, qua vi ho messo alcune foto che appunto riassumono, le pesiamo, le misuriamo, viene fatto un esame clinico dai nostri veterinari, dallo staff veterinario e una valutazione del suo stato, prendiamo gli esami del sangue, raggi X, ecografie, tamponi, facciamo gli antibiogramma e registriamo tutti i dati. Vengono poi messi dove? In vasche curatoriali, negli stabulari. Qui vedete in basso alla vostra, questa qui col giallo sotto, è una vasca con una doccia. Perché le mettiamo in questa vasca? Perché quando arrivano noi non sappiamo se questi animali sono in grado di nuotare correttamente e quindi potrebbero affogare, perché essendo rettili respirano aria e quindi se non sanno nuotare, non riescono a nuotare bene, affogano. Quindi noi prima valutiamo se l'animale è in grado di essere rimesso in acqua e quindi di nuotare, lo teniamo, in genere ci sta una notte sotto questa doccetta dove sta bello bagnato, però non corre nessun rischio. Poi il giorno dopo in genere lo mettiamo in acqua, vediamo se riesce a nuotare adeguatamente, lo osserviamo a lungo, se riesce a nuotare adeguatamente poi rimane lì, se no seguirà tutte le cure che deve seguire. Vengono quindi stabilite delle terapie, la manipolazione delle tartarughe è particolare perché insomma le tartarughe se ti mordono ti staccano anche un dito, quindi bisogna anche fare attenzione, sapere come devono essere prese. Come potete vedere usiamo prevalentemente i guanti e le tartarughe vengono prese quella su in alto, dalla parte in alto del carapace e dal fondo del piastrone, del carapace, perché in questo modo la tartaruga che non ha una grossa mobilità col collo non ti può mordere, perché non è contentissima di essere manipolata, diciamo. E poi dobbiamo stabilizzare le sue condizioni, se è necessario siamo arrivati anche a fare della fisioterapia per riattivare arti che non funzionavano. Abbiamo un programma di alimentazione per mantenere il peso e anzi farle crescere di peso. Una cosa molto importante che facciamo è non le cibiamo quasi mai con le mani direttamente, per non abituare questi animali a essere cibati dall'uomo, perché poi devono tornare in mare e quindi è bene che non abbiano questa confidenza con gli esseri umani. Può succedere che lo dobbiamo fare, ma in quel caso usiamo delle pinze proprio per non dargli questo input, perché se dobbiamo dargli delle terapie abbiamo bisogno proprio di dargli un pezzo di pesce dove dentro, che ne so, c'è un antibiotico, un antinfiammatorio o la terapia che deve prendere. A quel punto noi dobbiamo essere sicuri che lo prenda tutti i giorni, perché sennò poi la terapia non funziona. E poi vabbè, controlli e verifiche finché sono a posto. Qui avete una casistica un po' varia di come possono arrivare queste tartarughe. Allora, una volta arrivavano con tutti questi ami, qui sono tutti ami che noi abbiamo tolto alle tartarughe, che ce li avevano in bocca, nello stomaco, nella gola, nella cloaca, dappertutto, o lenze. Addirittura abbiamo avuto una tartaruga con una lenza passante che gli usciva dalla bocca e gli usciva dalla cloaca, e per togliergli sta lenza ci siamo riusciti, ma ci abbiamo messo mesi, perché con unguenti, cose che insomma gli aveva impacchettato tutto l'intestino, quindi insomma abbiamo dovuto piano piano sfilare questa lenza. Questo è un problema che posso dire che mi fa piacere dire che ultimamente non si presenta più, e poi vi dirò perché. Cioè tartarughe con ami non ne
riceviamo più. Poi ci sono polmoniti, vedete qua le radiografie che ci fanno vedere che i polmoni, soprattutto in quella su in mezzo in alto, vedete che c'è una parte proprio opaca, c'è un polmone che proprio non va. Quella invece in mezzo era stata affettata da un'elica e quindi aveva il carapace completamente aperto. Quella in basso è una delle ultime che abbiamo ricevuto, questa che si chiamava Silva, perché poi ogni tartaruga ha un nome, no? Ogni tartaruga ha un nome. Questa tartaruga poverina, io non so neanche come potesse essere viva, perché non aveva una pinna, cioè una pinna era tagliata, non so se ci fate caso, ma da questo lato dove c'è quel paletto lì non c'è la pinna, mentre di qua si vede. E poi vedete il collo com'è tutto macilento, perché aveva attaccato tutto questo groviglio di rete fantasma con bottiglie eccetera, ce l'aveva attaccato al collo e le stava segando praticamente il collo. Questo pilotino che l'ha trovata, che è una persona che se veramente a momenti vuole in mare, c'era un mare anche molto brutto, era Voltri, l'ha caricata in barca, è riuscita a togliergli questa cosa dal collo e ce l'ha portata, ma insomma con grande gioia questa tartaruga l'abbiamo rimessa in sesto e l'abbiamo riliberata in mare, no? Quindi insomma possono vivere senza, cioè si arrangiano, insomma, anche senza una pinna, già è riuscita a sopravvivere senza una pinna con questa cosa attaccato al collo, diciamo che l'abbiamo ben rimessa in sesto e poi l'abbiamo con gioia liberata. Prima di tornare in mare che cosa succede? Vabbè, devono stare molto bene, quindi noi valutiamo che loro siano perfettamente a posto, le pesiamo, le misuriamo, le tagghiamo, ovvero gli attacchiamo questa etichetta a me non piace tanto sta cosa, ma bisogna farla perché le linee guida lo prevedono, questa etichetta metallica che ha un codice di riconoscimento tale per cui se viene ripescato questo animale si riconosce, si sa da dove viene, da dove arriva. Gli mettiamo poi anche comunque sottocute un microchip e questo però va letto poi con un lettore di microchip, quindi tu quando trovi una tartaruga non lo sa se ha un microchip. E poi adesso una delle cose che vorremmo fare, ma non è così semplice anche perché bisognerebbe lavorarci molto, ma prima o poi ci riusciremo, è, come potete vedere, ognuna ha una, chiamiamola faccia diversa, no? Delle macchie diverse, quindi facendo le foto del lato destro e del lato sinistro dell'animale, quando si trova un animale si potrebbe avere un database come si fa con i delfini, no? Con le pinne dei delfini. I delfini vengono riconosciuti dalle pinne perché le pinne sono tutte un po' diverse con dei segni diversi, c'è un database enorme che grazie a tutte queste informazioni che vengono messe dentro su questa piattaforma che si chiama Intercet si può riconoscere da dove viene un delfino. Se uno trova un delfino può capire da dove viene. Per esempio quando ci furono le orche a Genova un po' di anni fa, questo gruppo di orche, poi grazie proprio a questa fotoidentificazione si è risaliti e sono riusciti a capire che questo gruppo di orche arrivava dal nord dell'Atlantico, quindi era arrivato ed erano orche conosciute, ecco. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, cosa facciamo? Partiamo, possiamo farlo in due modi: o andiamo con la guardia costiera al largo, spesso a volte siamo seguiti dai battelli, poi li facciamo vedere alle scuole, perché una parte molto importante è proprio anche far conoscere alle persone, soprattutto ai bambini, questi animali, e quindi spiegargli che cosa succede, spiegargli quali sono i problemi a cui vanno incontro. E io penso sempre che un bambino che vede da vicino una tartaruga non se la dimentica più, e questo è molto importante perché è un semino che uno mette dentro il bimbo, che poi nel tempo, io conosco dei bimbi che hanno visto delle liberazioni ancora adesso che non sono più bimbi se lo ricordano e io trovo che questo sia veramente una cosa molto importante, oltre a salvare il singolo animale, però proprio, ecco, qui c'è il video di un animale quando viene rimesso in acqua, ci sono io in mare che gli faccio il video in genere e lo salutiamo così. Qua.
Il ritorno può avvenire anche dalla spiaggia. Questo è stato un evento bellissimo che abbiamo fatto prima del Covid, ovviamente, dove c'erano veramente centinaia e centinaia di persone. È stato aperto a tutta la cittadinanza, c'era addirittura la Pinotti e l'esercito, perché era la spiaggia dell'esercito, avevamo ben 5 animali da liberare e lì insomma tanta gente ha potuto venire spontaneamente, chiunque veniva poteva vedere questa cosa, e secondo me questo è stato un evento molto importante. Tutti quelli che l'hanno visto secondo me se lo ricordano bene, e quali sono i problemi delle tartarughe lo sanno, e queste sono un po' le foto degli animali che abbiamo liberato. Accanto a questo c'è poi tutta la parte di divulgazione che noi facciamo tramite la stampa, ora i social che sono il canale preferenziale per la divulgazione delle notizie, e anche le conferenze, gli incontri tipo questo. 2 numeri. Allora, noi negli anni abbiamo liberato circa 160 tartarughe, la più piccola pesava 6 etti, la più grande 55 kg, e questi un po' sono, questo è un diagramma di classi di taglia di età, e per lo più erano subgiovanili, erano animali che pesavano tra i 10 e i 20 kg, la colonna più alta, e invece di adulti, quindi di animali già in fase riproduttiva abbastanza pochi. Le cause sono svariate, come vi dicevo appunto gli attrezzi da pesca sono tra le cause maggiori di tutto ciò che può succedere, però qualcosa è cambiato. Noi possiamo dire che negli anni abbiamo visto dei cambiamenti, mentre come vi dicevo prima i palamiti, ovvero questi ami, erano una delle cause principali che affliggeva questi animali. È cambiata una cosa, nel senso hanno cominciato a usare dei palangari di profondità. Questi palangari di profondità pescano più bassi e quindi le tartarughe sono molto meno impattate, e questo quindi è stato un beneficio per gli animali che erano un bycatch, quindi una cattura accessoria di questo tipo di pesca che adesso avviene molto, cioè io sono anni che non vedo più una tartaruga con un amo, e questo è molto bello. Poi c'è anche da dire che la flotta ligure è passata da 1000 passa imbarcazioni negli anni 90 a 490 nel 2023, quindi si è dimezzata, quindi anche questo sicuramente influisce. Cosa che invece però è aumentata tanto è la plastica, cioè non c'è una tartaruga che sia una che arriva in acquario da noi che non rilasci plastica dopo qualche giorno che è da noi. Ultima cosa che vi faccio vedere su questo argomento, poi passiamo ai nidi, è l'ultima tartaruga che abbiamo liberato. Siamo riusciti, con mia grande gioia, perché dopo 30 anni non l'avevamo ancora fatto, ad applicargli un tag satellitare. Questo ci ha permesso di capire almeno per un paio di mesi dove andavano, perché noi quando liberiamo queste tartarughe poi non sappiamo dove vanno, nel senso siamo ben contenti ma poi dove sono andate non lo sappiamo, e quindi grazie a una collaborazione con l'Università di Pisa e con la Fondazione Cima di Savona abbiamo messo questa prima tag satellitare che adesso vi faccio vedere questo video, che è la liberazione di questa tartaruga con sta tag sulla schiena, che è un po' ingombrante se devo dire la verità, perché c'ha sta antenna insomma abbastanza grossa, però ci ha permesso proprio di seguirla, e la mappa che vedete su in cima è la strada che ha fatto, cioè è partita da Genova, se n'è andata a ponente, è entrata dove? Nel porto di Finale, e dal porto di Finale mi telefonano e mi dicono: Laura, c'è una tartaruga con un'antenna sulla schiena. Dico deve essere la nostra tartaruga, e difatti mi hanno mandato questo video dove c'era sta tartaruga con sta aggeggio addosso ed era chiaramente lei, e poi noi grazie al database che registrava tutti i suoi spostamenti abbiamo verificato che effettivamente fosse lei. Poi di lì se n'è tornata a Genova, da Genova poi se n'è andata al largo,
dal largo se n'è andata in Toscana, dalla Toscana è andata in Corsica, dalla Corsica è tornata dritta e se n'è tornata nel ponente ligure e poi se n'è andata in Francia dal Cap Tayab nei pressi di Saint-Tropez e insomma ha fatto tutta questa strada. Poi è arrivato, iniziava l'inverno, quindi la parte più interessante, ovvero dove vanno queste tartarughe quando fa freddo? Stanno qua o se ne vanno al sud? Questa tag non ha più rilasciato segnali, quindi non lo so. Speriamo che la prossima invece prosegua più a lungo. Però insomma già solo vedere tutta la strada che ha fatto in un mese e mezzo mi ha lasciato abbastanza a bocca aperta. Lo sappiamo, ma poi quando lo vedi è un'altra cosa. Questo ve li ho già fatti vedere. Ecco. E parliamo invece poi del cuore. Vi ho parlato un po' di questa cosa delle tartarughe perché secondo me è anche un po' importante sapere che cosa succede intorno a questi animali negli anni, insomma che cosa abbiamo fatto e come funziona, perché in linea di massima le persone non lo sanno. Nel 2021, a settembre, arriva una telefonata perché un bagnante si è trovato in mezzo ai piedi questa bestiolina che camminava sulla spiaggia a Finale Ligure e quindi abbiamo detto, oh caspita, abbiamo i nidi in Liguria, non era mai successo, magari ci sono stati in passato, noi non lo sappiamo, questo è il primo che abbiamo visto, quindi per noi il nido zero è questo, poi magari l'anno prima ce n'è stato uno, non lo so, però diciamo che in linea di massima i nidi in Liguria non ci sono mai stati. Abbiamo cercato il nido disperatamente e non l'abbiamo trovato, ma è veramente come cercare un ago in un pagliaio. Sono poi uscite altre 2 o 3 tartarughine, quindi abbiamo proprio capito che effettivamente c'era stato un nido, quindi abbiamo potuto dire che il nido zero della Liguria è stato nel 2021 a Finale Ligure. Grazie a questo quindi abbiamo cominciato tutto, io mi sono detta caspita, se qua abbiamo nidificazioni dobbiamo metterci insieme tutti noi che ci occupiamo di tartarughe in Liguria e lavorare insieme, perché se no cominciano questo è mio, questo è tuo, ognuno fa quello che si crea tutto un pasticcio e lavorare insieme è molto importante perché ci vuole uno sforzo, un impegno di lavoro molto importante per seguire questi nidi. Quindi abbiamo fatto delle conferenze dove abbiamo invitato i gestori dei bagni, perché per lo più la Liguria, come voi sapete, è tappezzata di stabilimenti balneari, quindi dove vanno queste tartarughe 9 su 10 finiscono in uno stabilimento balneare e difatti questo era in uno stabilimento che ha visto la tartarughina e se tu vai a dire a un gestore di uno stabilimento balneare che ha il nido e che quindi deve lasciare lo spazio al nido, insomma non è così contento, quindi bisogna lavorare per portare i gestori degli stabilimenti balneari a considerare questa cosa come una fortuna, non come una sfortuna. C'è un... Ah ok, a posto, se è normale va bene così. E quindi abbiamo adottato questo slogan che noi definiamo chi trova un nido trova un tesoro e abbiamo cercato insomma di sensibilizzare il più possibile gli stabilimenti balneari su questo tema. È nato quindi che cosa? È nato il GLIT. Il GLIT è il gruppo Ligure Tartarughe che è formato da noi Acquario di Genova, dove io sono la coordinatrice del gruppo, dall'ARPAL che fa un lavoro enorme perché l'ARPAL si occupa, cioè se non ci fossero anche loro sarebbe impossibile gestirle, dall'Università di Genova e dall'Istituto Zooprofilattico. Abbiamo anche un logo perché il primo anno ci fu una scuola, quando c'è stato il nido di Finale Ligure, c'è stata una scuola che ha partecipato a un concorso in cui si sono messi e hanno fatto un logo per la tartaruga di Finale. Questo logo era così bello, questa tartaruga era così bella che loro hanno creato, che poi è diventata il logo del nostro gruppo, no? E quindi insomma noi siamo molto contenti che questa scuola sia stata coinvolta, questa scuola tecnica sia stata coinvolta e poi li abbiamo chiamati a parlare, hanno parlato del perché, come l'hanno scelto, insomma li abbiamo coinvolti molto.
molto. E abbiamo presentato i primi dati al congresso della Società Italiana di Biologia Marina, sia a Messina che a Napoli. Cosa è successo l'anno dopo? L'anno dopo, secondo nido a Levanto. Viene vista questa tartaruga che vedete nella foto proprio mentre depone, quindi insomma è una grande fortuna. Viene vista deporre da un metronotte che, guarda caso, era stato in passato, non so se in Thailandia o comunque insomma in qualche isola dove nascevano le tartarughe, quindi aveva già visto questa cosa, quindi si è proprio reso conto di cosa stava succedendo, perché tante persone non se ne rendono tanto bene conto, quando vedono una tartaruga fanno le cose più strane, come è successo quest'estate. E quindi insomma è stata delimitata l'area, è nato un gruppo enorme di volontari che dal primo giorno hanno dormito insieme a questo nido, e io gli dicevo: ma guardate che forse all'inizio non è così necessario, poi ci dormiremo più avanti quando nasceranno le tartarughe. Loro no, per 72 notti hanno dormito tutte le sacrosante notti col nido, e hanno fatto un concorso, hanno dato il nome alla mamma della tartaruga, insomma è stato un coinvolgimento a Levanto veramente importante. Ci sono state le mareggiate, hanno fatto sacchi di sabbia, hanno protetto questo nido veramente in una maniera incredibile. L'epilogo poi è stato un po' triste, ci sono rimasti tutti male, perché da questo nido non è nata neanche una tartaruga, nel senso che a un certo punto non nascevano, non si formava il cono, che poi vi racconterò che cos'è, che è una depressione nella sabbia che avviene poco prima della schiusa, e a un certo punto, passato un tempo che erano questi 72 giorni in cui non era successo niente, abbiamo chiamato i colleghi dell'ARPAT dalla Toscana, che già avevano nidi da un po' di anni, per aiutarci ad aprire questo nido e andare a vedere cosa era successo, perché anche qui nessuno può andare ad aprire un nido se non ha un'autorizzazione, e noi non ce l'avevamo ancora perché non era necessaria, nel senso, e non lo sapevamo neanche fare, non l'avevamo mai aperto un nido. Quindi sono venuti i colleghi toscani, ci hanno insegnato come fare, abbiamo raccolto tutti i dati, tirato fuori queste, se non sbaglio erano 104 uova o 112 uova, tutte bellissime, nessuna era fecondata e nessuno quindi non è nato niente. Succede, diciamo che tutti i bambini erano distrutti da questa cosa, però è andata così. Nel 2023 non è successo niente, quindi abbiamo detto allora forse era un caso. Invece nel 2024 ci sono stati 5 nidi. Questi 5 nidi sono stati seguiti dalle associazioni, da noi che diamo tutte le indicazioni su cosa bisogna fare, e dalle associazioni ambientaliste che operano sul territorio, perché sono fondamentali, senza di loro non sarebbe possibile seguire queste nidificazioni. Questo è il nido di Laigueglia, e qua c'è quando escono, che è una meraviglia, nel senso, effettivamente io ero lì quella notte lì ed erano tutti felicissimi. Sono nate, alla Laigueglia abbiamo poi trovato 119 uova, di cui 5 erano intere, quindi non schiuse, 110 sono schiuse, quindi abbiamo una percentuale di schiusa del 92%, che è altissima. Qui potete vedere le foto sia delle tartarughine che nascono, della tartaruga che ha deposto, perché com'è che noi ci accorgiamo se ci sono questi nidi? In due modi. Uno è che qualcuno di notte per caso è sulla spiaggia, vede sta tartaruga che esce e depone. L'altro invece è al mattino qualcuno vede le tracce, perché difatti noi abbiamo anche creato tutta una sensibilizzazione su occhio alla traccia, perché si vedono proprio delle tracce molto particolari che sembrano le tracce di un cingolato, perché fa la tartaruga con le pinne muove la sabbia, e di un cingolato che poi a un certo punto c'è uno smottamento di terra, di sabbia, e poi queste tracce tornano indietro. Lì dove c'è questo smottamento in genere c'è il nido, noi ci chiamano, noi andiamo a vedere se c'è il nido, vuol dire che ce ne andiamo sulla spiaggia e cominciamo a scavare, troviamo il nido, che vuol dire che vediamo il primo uovo. Una volta che abbiamo visto il primo uovo noi ricopriamo immediatamente, il nido non viene toccato assolutamente, noi però dobbiamo verificare che ci siano le uova, se no stiamo a guardare la sabbia come matti per niente. Mettiamo un bacchettino che ci dice
dov'è il nido, mettiamo un data logger. Questo data logger cosa serve? È uno strumentino che serve a registrare la temperatura. Registra la temperatura perché la temperatura media della camera di incubazione determina il tempo di schiusa. Ci sono delle formule che hanno studiato in base a tanti nidi, in cui mettendo la profondità delle uova e la temperatura ci dà un intervallo di tempo di schiusa, e devo dire che riusciamo ad azzeccare abbastanza con uno scarto di 3-4 giorni. E determina la temperatura, però non determina soltanto quanto ci mettono le uova a schiudere, cioè più è freddo e più tempo ci vuole, ok? E più è freddo più nascono maschi, e più è caldo più nascono femmine. Diciamo che in genere l'intervallo di temperatura tra i 28 e i 30 gradi determina una nascita di tartarughe all'incirca del 50% maschi, 50% femmine, dove i maschi sono quelli che stanno sotto, dove probabilmente c'è un po' più freddo, e le femmine stanno sopra. Sopra i 30 gradi nascono femmine, sotto i 28 nascono prevalentemente maschi. Che cosa sta succedendo? Adesso qua io vi faccio un po' di carrellata. Aspetta, ho sbagliato. Ecco, qui abbiamo Arma di Taggia. Anche Arma di Taggia c'è stata un'esplosione, sono uscite tutte insieme ed è stata una meraviglia, perché che cosa succede prima che nascano le uova? Le tartarughine all'interno del nido cominciano a uscire dalle uova, ok? E in genere cominciano dal basso e salgono verso l'alto, e poi si fermano un po', poi ricominciano e ci mettono un po' di giorni a fare questa cosa. E quando questa cosa succede, e siccome escono dall'uovo, quindi il volume totale del nido diminuisce, e quindi si forma un infossamento sulla sabbia che viene chiamato cono di schiusa. Quando si forma il cono di schiusa, le tartarughe possono uscire immediatamente, il giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, insomma può volerci del tempo, e con la nostra esperienza quest'anno sappiamo che ci possono valere anche 11 giorni, perché a Imperia è successo così. Invece in questo caso Arma di Taggia aveva piovuto, quindi si era formata una crosta di sabbia sopra il nido, sto cono sotto si era formato, ma noi non lo vedevamo perché sopra era tutto perfettamente liscio, e dicevamo non nascono, poi a un certo punto è caduta sta crosta di sabbia e pum, sono uscite queste 70 tartarughe tutte insieme, ed è stata una meraviglia, tutte un po' impanate con la sabbia appiccicata addosso, come avete visto. E anche qui c'è stata una percentuale di schiusa dell'89,4%, quindi abbiamo percentuali di schiusa molto alte. Qui potete vedere questa sorta di gabbia che avete visto anche prima. Allora, come viene protetto un nido? Un nido viene protetto con queste gabbie, in genere sono di ferro un po' alte, che così si vedono bene, perché sennò poi uno ci si inciampa, che coprono e che proteggono l'area, di modo che le persone non ci cammini sopra, non ci giochino a pallone, insomma, che non ci vadano i cani a scavare, perché i cani, se sentono l'odore, potrebbero scavare.